Pace e bene, un saluto a voi presenti e quanti attraverso la televisione si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il Santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto "E sono solo un uomo", al numero 74. Lo so, Signore, che vengo da lontano, prima nel pensiero e poi nella tua mano. Io mi rendo conto che tu sei la mia vita, eppure io capisco che tu sei verità. Padre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Volgi il tuo sguardo, Signore, a questa tua famiglia e fa che, superando con la penitenza ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero,
e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Preghiamo grazie a Dio. Chi spera nel Signore non resta confuso. Chi spera nel Signore non resta confuso. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Chi spera nel Signore non resta confuso. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Chi spera nel Signore non resta confuso. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Chi spera nel Signore non resta confuso. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Chi spera nel Signore non resta confuso. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Il centro di questa parola del Vangelo è la preghiera e credo che forse lo schema stesso di quello che abbiamo vissuto questa mattina ci fa capire che l'iniziativa parte da Dio, la prima lettura. Dio manda la sua parola come pioggia che scende sulla terra, una parola che porta effetto, non torna a me senza aver procurato l'effetto che desideravo. È Dio che inizia il dialogo con noi. Molte volte noi siamo quasi con la presunzione di essere noi che andiamo a Dio, a noi che ci rivolgiamo a Lui e riempiamo la preghiera forse di tante parole. Ma un dialogo, voi mi insegnate, mette due persone in relazione, l'una con l'altra nell'ascolto reciproco, nel parlarsi ed ascoltare. E alla prima lettura abbiamo risposto con il Salmo, la nostra risposta. Dio ci ha parlato, noi abbiamo risposto ringraziando il Signore per le sue meraviglie
e chiedendo al Signore di esaudire le nostre suppliche, di guardare a noi. Potrei dire che forse questo è una delle caratteristiche della preghiera cristiana. Dio si manifesta, Dio è amore, intesse un dialogo d'amore con noi. Noi di fronte a Lui possiamo esprimere quello che proviamo e lo esprimiamo con un salmo che è anch'esso parola di Dio, quasi che Dio voglia suggerirci le parole da dire a Lui, le parole che Lui aspetta da noi. Come ci ha detto anche il Vangelo, Gesù invita a non essere le persone parolaie che nella preghiera parlano e chiedono. Gesù dice: così fanno i pagani. Credono di essere ascoltati a forza di parole, ma voi dite così: Padre nostro, e sappiamo la preghiera del Signore, che ci viene indicata proprio come, potremmo dire, la preghiera che il Padre si aspetta da noi, suoi figli. Una preghiera che ce l'ha insegnata Gesù, non è stata creata da uomini, dagli apostoli, da qualche santo. È Cristo stesso che ci ha insegnato e ci ha consegnato, poi tramite la Chiesa, nel giorno del battesimo, la preghiera del Padre nostro, la preghiera di noi che, grazie al Padre nostro, diventiamo Suoi figli e fratelli tra di noi. E realizza proprio questo circolo: Dio che viene a noi, Dio ci parla, Dio ci ha parlato per mezzo del suo Figlio, Dio continua a parlarci attraverso la parola di Dio, noi rispondiamo e chiediamo a Dio con la stessa parola che Gesù ci ha insegnato. Questo dialogo di amore è importantissimo. È chiaro, la nostra vita tante volte si disperde su mille cose. La vita di preghiera in fondo alla base ha un essere noi, un vivere noi abitualmente alla presenza di Dio, essere consapevoli che Dio è presente nella nostra giornata, in ogni momento, e vivere questa consapevolezza ci permette di vivere davvero da figli. E quindi alla presenza di Dio, stamattina abbiamo ascoltato la parola, oggi riceveremo non solo la parola ma anche la parola fatta carne, il corpo e sangue del suo Figlio, riceveremo il suo amore. E questo cosa dovrebbe provocare in noi? La preghiera che Gesù fa nel momento decisivo della sua vita, nel Getsemani. San Marco non riporta il Padre nostro, ma nel capitolo 14, nella preghiera del Getsemani, ci sono quelle parole toccanti: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. È una preghiera che ci porta a vivere questa relazione abituale, continua con Dio, e che ci permette davvero di chiedere: Signore, ciò che vuoi tu si compia nella mia vita. Che questa consapevolezza ci accompagni oggi, in ogni fatto che accadrà, in ogni momento, anche quando i nostri stati d'animo tendono ad andare in basso. Ricordiamoci, Gesù ci ha dato di poter dire, di osare di poter dire: Padre nostro. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Dio Creatore, i doni che abbiamo ricevuto dalla tua paterna generosità e trasforma il pane e il vino che ci è dato per la nostra vita di ogni giorno in sacramento di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Franco, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Con la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Solo in Dio riposa l'anima mia.
al numero 77. Preghiamo. Per la partecipazione ai Tuoi misteri, insegnaci, o Signore, a moderare i desideri terreni e ad amare i beni del cielo, per Cristo nostro Signore. O Dio, Tu manifesti la Tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse Tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del Tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave